Lo vedo già in movimento, eccolo. È appena sceso da un F-116 stavolta. Tillio, buonasera Tillio d'Episcopo, cugino del più noto, non me ne voglia, del più noto Tullio. Beh, lui è Tillio. Ogni tanto ti vediamo insomma con qualche novità, abbiamo un occhiale da Top Gun. Ma originale? Che originale. Piano con le offese, No, ma non cadiamo nei cliché. No, vedo che tra l'altro hai anche cambiato le bacchette, se non Sì, sbaglio. sì, Ecco. Sì, con una si mescola è pronta a Pomarola. Nel Pumarola Sound Studio, giusto Del Sebastiano? Pomarola Sound Studio di Posillipo, eccoci qua. Sticati. Ogni tanto le parte uno sticker. Perché stiamo a provare o sound per il prossimo inno di Napoli. L'inno del Napoli, addirittura. Inno Napoli, incredibile, veramente. Che sta andando alla grande tra sì, l'altro. perché un Napoli sta bitumando un campionato. Lo sta bitumando. E probabilmente se la società Napoli Calcio ce lo approverà, poi uscirà ovviamente anche in CD, musicassette, MP3 e soprattutto masterizzato da Frankie Piezza e Bancarella, che lui è il vostro addetto alla produzione, addetto al merchandising. Noi ci proviamo una garanzia. La nostra fede è unica, certo. È un po' come il tonno, è insuperabile. Senti un po' Tiglio, ma il pezzo l'hai scritto tu con la tua band, immagino? Of course. Perché io e la mia band noi siamo come un Napoli, facciamo un gioco di squadra, una sorta di 3-4-5-2 Napoli secondo estratto. Ovviamente hanno collaborato con me i componenti della mia band, Jack Piezze Friariello alla rhythm guitar, Billy Pienzo Finto Rolex alla keyboard, scusi. Poi c'è Jimmy Giubbino con le sfranze. E chi è questo? Al basso elettrico, è uno che ci piace la moda. E poi ovviamente Johnny Piezza e merda. No, ma basta! Ai campanelli. Scusi, ai campanelli. Ai campanelli, sì. Lui va in giro, suona i campanelli, poi condominio. appunto un Piezza e merda. Io ho paura a chiedere adesso di sentire, ma fai tu Nicolò, perché sì, ma ci può far sentire il possibile nuovo inno del Napoli? Incredibile. In anteprima? Sentiamo. I can't, non potrei, ma con very pleasure, con molto piacere. Però non state a giudicare dal primo ascolto. No, infatti. Sta ancora un embrione, no? Sta ancora un invertebrato. Si potrebbe paragonare ancora una canzone di Neanderthal. No petting, via, dai, una bozza, un'ipotesi. Ho capito, va bene. Cioè, sta ancora scritta sulla carta del prosciutto. Quindi va presa con le molle, va presa con le pinze, con i guanti, con le presine, con il gel lavamani, con la guaragia. Con la testa, con il collo, con il petto, con il cuore. Ciao. Con il cuore, ciao. Allora, sentiamola? Sentiamo. Ce la fa sentire? Be quiet, sta quieto. Ho capito, ma sta quieto, be quiet dallo stracanò, ma te la faccio ascoltare. Va bene. Ma tieni presente che sta ancora un embrione, Ho capito. Da canzone di... Ok, te la faccio ascoltare. Allora inizia così. Ok, via. Sta attento, Via. Tu. Sticate. Eccolo, e parte quella solita. Senti che martello, senti che martello. Sì, Oh mamma. Oh mamma. Sai, che? Ma battu il corazon. Sì, vabbè, vai. Ho visto Cravache. Ho visto Cravache, come cazzo si chiama? Mi è innamorato sei. E poi parte un assolo di sottofondo di gente che grida. Gente che grida. Di tifosi allo stadio. No, gente che grida solo per dire chi è? Perché gli ha suonato Johnny Pizza e merda. Chi è? Chi c'è sta? Chi è cazzo no? Ma dai, non è possibile. Ma fantastico. Bellissimo. Sticate Clara Stelia. Sto provando un finale. Sì, è il finale.
E poi secondo me Sì. il finale potrebbe essere Sì. molto, diciamo, dolce, Sì. perché un campionato finisce, diciamo, a primavera e quindi alla Sì. fine sarebbe primavera. Sì, no, dai. Per piacere. Ma è sempre quella, ma non se ne può. In collaborazione con Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Autozai, agenzia matrimoniale Subito Amore, Vignola Termoidraulica, lucanoleggiopiattaforme.it.